In bicicletta per il Bassanello, centinaia di cittadini sabato 26 ottobre si sono riuniti per protestare contro l'abbandono della zona, punto nevralgico per l'accesso da sud alla città. Le criticità sono evidenti, montano l'inquinamento e le difficoltà riguardo alla viabilità della zona, in particolare per i ciclisti. La manifestazione indetta dal circolo locale del Partito Democratico è partita con un sit-in di fronte all'ex fabbrica di Alcos, proseguendo poi con una biciclettata attorno al ponte del Bassanello. A partecipare alla manifestazione anche il vice sindaco Andrea Michalizzi e il capogruppo del PD in Consiglio regionale Vanessa Camani, i quali hanno raccolto e sposato le richieste dei manifestanti. Abbiamo chiesto all'amministrazione di Padova una maggiore attenzione rispetto a questo nodo che è uno dei nodi principali di accesso alla città. Abbiamo chiesto maggiore investimento per una riqualificazione di questa parte del quartiere e abbiamo chiesto di ripensare questo territorio investendo fortemente in soluzioni innovative anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale.